Ritornano a Valvasone Arzene i buoni spesa straordinari, un'iniziativa che l'amministrazione comunale locale utilizza da oltre 10 anni e che con l'avvento dell'emergenza sanitaria nazionale è stata riproposta in tutta Italia. Per i cittadini di Valvasone Arzene ormai è una consuetudine vedersi integrare il proprio reddito con dei voucher che potranno essere utilizzati per acquisti non solo nel periodo natalizio nelle attività commerciali del paese. Una formula che permette di aiutare le botteghe di paese contro lo strapotere degli acquisti online. Infatti i buoni spesa potranno essere impiegati solo nei negozi di Valvasone Arzene, con l'esclusione di acquisti in superalcolici, tabacchi, giochi d'azzardo e lotterie. Di fatto il vantaggio è duplice, spiega il sindaco Marcus Maormai, poiché oltre ad aiutare le famiglie con redditi più contenuti si garantisce un'integrazione ai ricavi delle aziende locali. Le famiglie dovranno presentare domanda al comune, anche via mail, entro il 30 novembre e se rientranti in categorie suddivise per reddito e numero di componenti si vedranno riconoscere i voucher, i cui importi sono variabili e crescenti in ragione del minor reddito e dei componenti del nucleo familiare. Ad esempio un nucleo di persone con reddito inferiore ai 30.000 euro lordi riceverà 220 euro per le spese di Natale. Il comune ha stanziato 15.000 euro per i buoni spesa straordinari, ricavati anche grazie a scelte di risparmi, come nel caso della rinuncia alle luminarie natalizie, da operazioni finanziarie concesse da Cassa Depositi e dalla rinuncia ai contributi annuali decisa da parte delle associazioni del paese.